Eccoci qua, cari amici, in mezzo ai campi, piccola panoramica, guardate, ci fermiamo, la strada del comune appena abbandonato e noi torniamo. Allora, uno dei principi della legge è che injusta lex non est lex sed corruptio legis. Una legge ingiusta non è nemmeno una legge, ma è corruzione della legge stessa. Quando chi ha il potere legislativo ne abusa introducendo norme contrarie o al diritto naturale o al buon senso, che comunque è sempre figlio della ragione, e la ragione umana è naturale, per cui è ancora contro il diritto naturale, quando uno abusa del suo potere legislativo, il diritto di resistenza è sacrosanto. Perché? Perché in quel momento il legislatore si trasforma in tiranno, il potere nelle sue mani viene esercitato non più in maniera legittima, ma in maniera abusiva, e quindi è dovere di chi detiene il potere in democrazia, che è il popolo, progressivamente reagire. Ribellarsi è un dovere, ripeto, progressivamente. Non serve fare gesti eclatanti se la violazione non è eccessiva, però in maniera progressiva la ribellione è doverosa. Ora, noi siamo in una condizione assurda in questo momento, a fronte di una pandemia che riguarda lo 0,2%, cioè 2 ogni 1000 persone in tutta Italia, e di queste solo 7 su 100 hanno sviluppato la malattia in maniera letale, quindi un numero infinitesimale. Siamo bloccati in casa da 32 giorni e non possiamo incontrare i nostri parenti se stanno nel comune vicino, non possiamo abbracciarci, non possiamo salutarci, dobbiamo andare a fare la spesa come in Unione Sovietica, in fila, con la bocca tappata, con le mascherine, in comuni che non hanno neanche un contagiato. Io ho la seconda casa in un comune che si chiama Sovramonte, è la mia vera patria, la mia Heimat. Lì non hanno nemmeno un contagiato, ci sono carabinieri e forestali che vanno perfino nelle contrade a impedire alla gente di fare 200 metri, siamo ai limitari del Parco delle Dolomiti. Ora, il buon senso in questo non c'è. Perché? Perché una pandemia, una infezione, un virus si trasmette con il contatto, con l'aria, con il respiro, se vogliamo, ma da parte degli infetti, non da parte dei sani. Ora, io sfido chiunque a dire che camminando in mezzo a questo, guardate, che camminando in mezzo a questo dove per chilometri non c'è nessuno, io potrei fare qualcosa che va contro l'emergenza sanitaria. Allora, ogni cosa deve avere sempre il buon senso. Nel momento in cui invece le leggi sono restrittive, approvate settimana per settimana, sulla base di criteri medici, che non sono i criteri politici in generale, non si può gestire uno Stato, una comunità come se fosse un ospedale, perché lo mandi a scatafascio, lo mandi in rovina. Tu devi preoccuparti di fare in maniera che tutti i problemi relativi a questa epidemia vengano contenuti, ma non puoi obbligare le persone a non vivere perché si ha paura che succeda qualcosa che è obiettivamente fuori dalla ragione. Ripeto, i contagiati, anche grazie alle misure tenute fino al 3 aprile che nessuno ha contestato, i contagiati sono un numero statisticamente ridicolo. Abbiamo avuto un problema grave in Lombardia, parlando della Repubblica Italiana, ma se voi guardate i dati statistici e togliete i dati della Lombardia vi renderete conto che gli altri 50 milioni di persone si trovano in una situazione che è paradossale. Allora, nel essere disposti a obbedire, perché lo dico, mentre cammino sempre in mezzo ai prati,
nell'essere disposti a obbedire senza alcun problema a norme di buonsenso, non si può accettare che l'intera società venga messa alla fame perché non si ha il coraggio di affrontare la questione con l'approccio liberale e democratico che si usa in Israele, che si usa in Australia, che si usa in Svizzera, che si usa in tutti i paesi che hanno un minimo di civiltà e che, dati alla mano, hanno meno contagi ogni 100.000 persone e meno morti ogni 100.000 persone che nei paesi come Italia, Spagna e Francia che hanno applicato il lockdown totale. Guardate i dati, se non volete credere a me perché vi sono antipatico, guardate i dati, i numeri non mentono. Allora ecco che cosa vi sto dicendo, che nel momento in cui le misure restrittive diventano smisurate, non sono più misure ma sono smisure, è doveroso che ognuno prenda coraggio, perché farci condizionare da un martellamento tambureggiante come quello che sta facendo la TV di Stato e insieme ad essa anche le altre TV, mettendo nel panico le persone che ormai sono convinte che quando vedono uno per strada è la potenziale fonte di morte. 3 giorni fa a Treviso una signora anziana è inciampata in mezzo alla strada, l'hanno lasciata lì finché non si è fermato l'autista di un autobus, ha fermato l'autobus, è sceso a soccorrerla, la gente se no la evitava perché avevano paura di tirare su una povera vecchia. Vergogna, vergogna, farsi togliere l'umanità, farsi togliere la dignità, perché non si ha il coraggio di camminare a testa alta, nella natura. I confini sono nella testa degli uomini. Cosa vuol dire stare in confino all'interno di un comune senza potersi muovere? E se uno ha dei doveri, io sono padrino di un bambino che è mio nipote, io ho il dovere di dargli una educazione spirituale. È un mese che non lo vedevo, ora l'ho visto. Perché non lo vedevo? Perché non potevo uscire dal comune. Eccomi qua, sono rientrato. E tra l'altro, siccome uno potrebbe dire questo video lo usiamo per denunciarti, figurati un po'. Sapete che vi dico? Uso la frase di Jacques Derrida, il famoso professore decostruzionista che alla Sorbona di Parigi chiudeva i suoi corsi semestrali con la frase che rappresenta la morte della filosofia progressista e giuspositivista. Lui era di loro, ma si rendeva conto che quel tipo di pensiero è mortale per l'essere umano. L'ultima frase con cui salutava i suoi studenti era: cari ragazzi, tutto quello che vi ho detto in questo corso semestrale, compreso quello che sto dicendo in questo momento, è falso. Tutto quello che vi ho detto, compreso quello che vi sto dicendo in questo momento, è falso. Per cui, davanti a chi volesse impugnare questo video, senza problemi, io vi dico che è una finzione la mia, è tutto falso, tranne la verità. Ma la verità emerge col tempo e la si può far emergere solo se gli si danno gambe su cui camminare, perché se la verità non trova gambe su cui camminare resterà sempre ferma mentre le menzogne corrono. E se si concede al potere la possibilità di togliere spazio alle conquiste democratiche e liberali che sono state ottenute a prezzo di sangue, di battaglie, di lotte civili, il potere poi non molla più. Il modello cinese che piace tanto all'attuale governo non è quello in cui sono nato io. Io sono occidentale, in quanto occidentale sono prima cristiano. E allora, se per i laici posso citare Gandhi, che fece la marcia del sale e accettò di farsi incarcerare per liberare l'India dal colonialismo britannico, ai credenti io ricordo comunque che questi sono i giorni in cui Gesù Cristo ha preso su di sé la croce e non ha avuto paura a portarla fino in cima al Golgota e a darsi per tutti i suoi fratelli che amava, e ci ha resi con lui figli di Dio. Con questi valori io non mi posso fare soggiogare da Conte, da Di Maio e da Zingaretti. Ma vaffanculo, Grillo!
E vaffanculo tutti quelli che hanno votato per Grillo. 1 su 3 vaffanculo. Io sono nato libero e morirò libero. E state tranquilli che voi potrete continuare a pensare alla politica come un modo per guadagnare uno stipendio. Io sono 25 anni che mi sbatto, non ho mai preteso niente né mai pretenderò niente, tranne che di testimoniare. Per soffocare la mia voce bisogna che mi ammazzino. Vengano pure a rompermi i coglioni, ad arrestarmi, a minacciarmi, a reprimermi. Non ho mai avuto paura e non avrò mai paura. Io vivo stando in piedi e adesso sono anche vicino a casa, ma è una menzogna ovviamente, e per cui vi saluto. Piccolo panorama. Parlando ho fatto tutta questa strada. Avete visto? Ma non è vero. Mento. In realtà ho girato in tondo, sempre entro i 236 passi del signor Zaia. Che razza di uomo. Ma per carità, cosa si è permesso di dire? Ma chi ti ha eletto mio capo? Mio capo, tu sei il presidente dell'ente regione. Tu non puoi parlare dicendo o si fa come dico io, state entro 200 metri che sono 236 passi, o ve la faccio pagare. Tu a me dici questo? No caro mio, siamo in democrazia qui. Almeno finché siamo in democrazia io mi oppongo in nome della Costituzione che garantisce i miei diritti fondamentali, e mi opporrò sempre, fin tanto che non proclamate una dittatura. Vi va bene la dittatura? Per carità, qua già c'è stato il fascismo con grande consenso, qua poi c'era 1/3 della popolazione che votava per il Partito Comunista, sta bene, nessun problema, ma vi dico che per quanto mi riguarda io sono nato libero in una zona dove si respira, alle pendici di una montagna. Io morirò come un'aquila, mi dovrete sparare, ma sarò libero fino all'ultimo respiro. Voi fate la scelta che volete. Tanti saluti, ciao, viva San Marco.